Sugli arresti avvenuti a Porto Empedocle si esprime oggi il segretario nazionale del sindacato MP affermando come confermano la criminalità non arretra di un solo passo. Un plauso al dirigente del commissariato di pubblica sicurezza e ai colleghi che hanno operato. Antonino Alletto, nella sua qualità di segretario, afferma come non sono bastati i numerosi arresti effettuati in questi giorni dall'Arma dei Carabinieri nei confronti della criminalità organizzata. L'arresto effettuato in queste ore dai colleghi del commissariato di pubblica sicurezza a Porto Empedocle, cui vanno le congratulazioni, diretto magistralmente dal vicequestore della Polizia di Stato Chiara Sciabarrà, dimostra quanto sia rigenerativo il fenomeno criminale, così come ha ben delineato il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella quale ha chiaramente detto che la criminalità organizzata è in continua fase di ristrutturazione, un'affermazione che condividiamo essendo operatori del settore. L'intervento della Polizia di Stato, continua Letto, è la conferma e solo grazie all'intuito e alle ineludibili capacità dei nostri colleghi nell'effettuare il controllo del territorio, elemento indispensabile per prevenire e reprimere i crimini, che da 2 pistole perfettamente funzionanti sono state sequestrate e i detentori arrestati, evitando che queste potessero mietere le vittime. Le analisi del laboratorio accerteranno scientificamente quali crimini orrendi o meno abbiano commesso quelle armi nelle mani di chi li custodiva illegalmente. In ogni caso bisogna interrogarsi su un dato davvero inquietante. Nel territorio agrigentino dei criminali dispongono di armi pronte all'uso che minano certamente l'ordine e la sicurezza pubblica di questa provincia. Ribadiamo, conclude Alletto, che occorre pianificare e potenziare con urgenza il controllo del territorio.